È un fiume di persone in piena, quello che arriva per far visita a Sant'Antonio in vista della grande festa di sabato 13 giugno. Pellegrini da ogni parte del Veneto, d'Italia e del mondo, mossi da una profonda fede. Intervistandoli, a molti di loro, non appena gli si nomina Sant'Antonio, a stento trattengono le lacrime. Cosa vi lega anche a lui? Ci lega il fatto che io ho 75 anni e sono tutti gli anni con cui sto con Sant'Antonio, perché i miei genitori lo erano. C'è chi ha il primo pellegrinaggio, chi non salta nemmeno un anno, chi viene a far visita per dire anche solo un semplice grazie, ma anche chi chiede una mano per il marito in ospedale. Sono passata di qua perché ero venuta in ospedale che devono operare mio marito e allora adesso poi torno con lui, visto che il momento è un po' particolare, ci sentiamo così un po' più emotivamente fragili. E quindi si va sempre a cercare il posto dove le emozioni possono andare. C'è poi chi arriva da Messina in un giorno davvero speciale. Oggi sono 49 anni che siamo sposati, quindi speriamo di fare il 50° anno un altro anno, magari qualche. Veniamo un'altra volta, ogni volta che veniamo qua facciamo la visita a Sant'Antonio. Ma il pellegrinaggio non conosce confini, come questa signora che arriva dal Guatemala, venuta da Sant'Antonio per chiedere una grazia. Vengo desde Guatemala. Mi pueblo se llama San Antonio Pereira. Vengo aquí porque vengo a dar gracias a San Antonio. Muy emocionante y muy feliz estar aquí. Es un regalo de Dios. La figura di Sant'Antonio è riconosciuta non soltanto in Italia ma in tutto il mondo e quindi è un momento per noi cattolici, cristiani comunque, vedendo in modo più ampio, molto importante e molto sentito e ritengo che possano venire persone da tutto il mondo. Io sono un credente in Dio e Sant'Antonio lo vedo come uno dei principali intermediari, uno degli intercessori affinché la volontà di Dio possa coincidere anche con quelle che possono essere le nostre esigenze. Un santo, diciamo così, la cui intercessione presso Dio ha un peso. Non esistono santi che non abbiano un peso. Sant'Antonio è uno di quelli che ha un peso particolarmente intenso.